Cambiamo argomento, si sono svolti ieri pomeriggio nella chiesa San Pio X del villaggio Peruzzo i funerali del professore Enzo Lauretta, scrittore di fama internazionale e organizzatore per 50 anni del famoso convegno di studi pirandelliani. Da Bresardo. Sono stati celebrati al villaggio Peruzzo nella chiesa San Pio X i funerali del professor Enzo Lauretta, scrittore agrigentino di fama internazionale e presidente del Centro Nazionale Studi Pirandelliani. Le esequie sono state presiedute da Don Baldo Reina e concelebrate da altri parroci di Agrigento. Ritengo che il nostro carissimo fratello Enzo, al quale tutti abbiamo voluto molto bene e rispetto al quale ci sentiamo profondamente riconoscenti, abbia interpretato fino in fondo questa beatitudine e questa grande possibilità, e cioè è possibile interrogarsi sulla storia degli uomini, sulla storia di questo tempo, di questa terra, di questa città, di questa provincia, ma al tempo stesso è anche possibile pensare secondo Dio. In questi giorni abbiamo scritto e abbiamo letto su tante riviste, su tanti giornali, i commenti al nostro caro fratello Enzo. È vero, è stato saggista, è stato narratore, è stato letterato, è stato un uomo delle istituzioni, ma vorrei dire, e non penso di essere di parte, vorrei dire innanzitutto è stato un credente. Alla celebrazione hanno partecipato oltre un centinaio di persone, fra le autorità presenti il deputato regionale Michele Cimino, il commissario straordinario della provincia di Agrigento Benito Infurnari e l'ex ministro Calogero Mannino. Enzo Lauretta ha avuto dal Signore la grazia di una vita lunga, conclusa peraltro serenamente, e nonostante questo lascia un vuoto profondo, perché Enzo Lauretta ha attraversato la vita non soltanto della nostra provincia, dell'intera Sicilia, con una ricchezza di impegni in tanti campi. Lauretta è stato un uomo politico, un uomo del sociale, è stato un uomo delle istituzioni e dell'amministrazione, un grande uomo di cultura. La nipote ha detto delle cose molto belle, sentirle dire da una nipote, a me che sono anch'io nonno oggi, e sentire delle cose che toccano le corde del cuore, trovare nei nipoti un'eco profonda del proprio sentimento, del proprio pensiero, della propria personalità e trasmettere alle generazioni giovani il senso di un impegno, il senso di una vita. Enzo Lauretta è deceduto all'età di 90 anni a causa di una fibrosi polmonare. Nella sua lunga e intensa vita ha ricoperto numerosi incarichi istituzionali, ha fondato il Valdacragas e l'Acragas, la squadra di calcio di Agrigento. Per 50 anni è stato l'organizzatore del famosissimo convegno di studi pirandelliani. Presenti al suo funerale, oltre ai familiari, anche i più stretti collaboratori, gli amici di sempre, dirigenti scolastici, insegnanti, studenti e semplici cittadini.